l'approccio non era stato dei migliori. Poi Ba ha completato l'opera togliendoci anche la possibilità di reagire, ammesso che di reazione si poteva parlare dopo un 3-0. Però chiaramente non bisogna togliere i meriti a una squadra che non è prima per caso, che ha approcciato la partita con il vento a favore in un certo modo, ci ha chiusi dentro l'area e ha meritato onestamente. Certo, noi non eravamo nella nostra migliore giornata, sicuramente avremmo potuto fare di più, però secondo me sono più i meriti della Nissa in tutta questa storia. È un'assurdità, adesso noi non ne possiamo più, ma per lui, non per noi. Noi abbiamo fatto un ottimo campionato, non toglie nulla, ma lui non può fare così. Non è corretto nei confronti dei compagni, non è corretto perché gli avversari lo sanno, e lui ci casca sempre. L'attaccante non può prendere 2 rossi e 7 gialli, è una cosa su cui interverremo perché è una follia e non è l'unico. I miei 3 attaccanti prendono troppi cartellini, prendono più cartellini dei difensori, ed è una cosa su cui bisogna lavorare, migliorare ed evitare. Si reagisce lavorando sodo, perché mancano ancora 5 partite, abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere. È chiaro che una sconfitta con la Nissa ci può stare, dispiace il modo in cui è venuto, perché c'era un sacco di gente, una bella cornice di pubblico, e ci dispiace soprattutto per questo, ma perdere con la Nissa non è certo una catastrofe. Si ricomincia a lavorare da martedì e a preparare la prossima partita. Caiozzo siamo andati un po' con cautela perché ha preso una brutta botta al collo e quindi siamo andati un po' piano. Invece Lampo è in un periodo un po' di stanca, perché lì è il capitano della rappresentativa che prenderà parte al torneo delle regioni e spesso non si può allenare con noi perché vanno in giro, e quindi è soltanto un po' di stanchezza, ma niente di che. È una sconfitta meritata, nel senso che abbiamo incontrato la capolista, la squadra più forte del campionato, e devo dire che oggi lo ha dimostrato, perché ha sfruttato i momenti decisivi della partita, capitalizzando al massimo le occasioni che ci sono capitate. Peccato, perché avevamo preparato un certo tipo di partita, sapevamo anche della loro insidiosità nei falli laterali, dove Privite era abbastanza bravo a mettere la palla in aria. Noi avevamo fatto i conti però con le condizioni atmosferiche, purtroppo erano proibitive. Non è un alibi, ma è un dato di fatto oggettivo, l'avete visto tutti. Avendo perso diciamo, nel sorteggio del campo, avendo perso il campo contro vento, purtroppo non siamo quasi mai usciti dalla nostra metà campo, e loro ovviamente hanno messo questi palloni che già erano insidiosi di per sé, sono stati accentuati dal vento e hanno capitalizzato al massimo le occasioni che sono capitate. Dispiace, perché avremmo voluto giocarci la partita fino al 90°, ma alla fine del primo tempo, diciamo, la partita è finita, soprattutto quando Malik Ba ha pensato bene di colpire un giocatore avversario, è arrivato il rosso, e quindi già il 3-0 contro la Nissa è un risultato assolutamente proibitivo, non in meno ovviamente. Il secondo tempo è stato quasi accademia, però devo dire che il secondo tempo comunque i ragazzi hanno tenuto bene il campo, abbiamo rischiato poco, forse abbiamo anche insidiato un po' la porta avversaria, e potevamo fare anche un gol così per la bandiera, però pazienza, sapevamo che per battere la Nissa, per fare un risultato positivo, ci dovevano essere 2 componenti, una partita perfetta a noi e loro magari sottotono. Non è andata così, pazienza, continuiamo il nostro percorso, il nostro obiettivo, il terzo posto ancora è perseguibile. Ci giocheremo le ultime partite con la solita determinazione contro tutti, cercando di arrivare al terzo posto, che è quello che la società ci ha chiesto.